Etna Alcantara TV Web, siamo qui con dei visitatori, li abbiamo appena affermati mentre assistevano a uno spettacolo folcloristico. Vogliamo sapere da dove venite, come siete venuti a conoscenza della festa della noce qui a Motta Camastra. Allora, veniamo da Catania, eravamo qui in gita e abbiamo sentito appunto di questa sagra e ci è piaciuta l'idea di passare da qui. In realtà è un bel paesello. Quindi la promozione funziona, possiamo sapere nel dettaglio come siete venuti a conoscenza tramite social? Attraverso un'amica, un po' parlare. Quindi il passaparola funziona ancora oggi. Sì. Spero che anche a te, che sei un attimino un po' più giovane, piace anche questo approccio come tradizione, ma anche un'attenzione verso i giovani, soprattutto perché gli espositori attenzionano moltissimo i prodotti tipici. Cosa ne pensi di questi prodotti biologici che a scuola sicuramente i tuoi insegnanti ne parlano tantissimo? Che sono molto buoni e niente questo. Diciamo che è un'esperienza che ovviamente va fatta giusto perché ha un'età giovanile, è giusto scoprire nuove cose. Tornando al passato si riscopre il futuro. Ovviamente sì. Grazie per la vostra intervista, Etna Alcantara vi saluta e grazie e buona permanenza alla festa della noce. Grazie a voi, grazie. Ciao.